La punta massima stavolta è arrivata alle 8,45, 139 centimetri, lievemente più bassa del giorno precedente, 144, più alta dei 120 centimetri previsti per un Natale che Venezia vivrà almeno parzialmente sott'acqua, come la vigilia e l'antivigilia. L'intensità e la frequenza con cui da settimane la città viene sommersa non ha precedenti e sta persino trasformando la percezione del fenomeno. 140 centimetri, ad esempio, è, o meglio era, ritenuta un'acqua alta eccezionale, una soglia che archivi alla mano veniva superata una volta all'anno. Negli ultimi 2 mesi, invece, è successo 5 volte. Nello stesso periodo, le acque alte superiori al metro sono state 24. Nel frattempo, dopo 16 anni di lavori, 5 milioni e mezzo di euro e nel mezzo una clamorosa inchiesta giudiziaria, oltre ad innumerevoli dibattiti e polemiche sulla sua utilità e sullo stato dell'opera, il Mose rimane il convitato di pietra, come l'ha definito il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, oggetto di inascoltati appelli ad una sua immediata messa in funzione, almeno parziale, nelle ore dell'emergenza, come sostiene di aver fatto il sindaco di Chioggia Alessandro Ferro alla vigilia dell'acqua alta eccezionale del 12 novembre. 187 centimetri di massima, costati più di 1 miliardo di euro di danni nella sola Venezia, secondo la stima del sindaco Luigi Brugnaro, più un'onda lunga di pubblicità negativa per la città che ha provocato, secondo l'AVA, l'associazione degli albergatori, il 45% di disdette di prenotazioni. Tra chi tira in ballo i cambiamenti climatici e chi la mano pesante con cui si è intervenuti in laguna, soprattutto nell'ultimo mezzo secolo, il Mose potrebbe finire con l'alzarsi un po' troppo spesso per chi la laguna la vede da un porto commerciale che non può permettersi un ingresso sbarrato. Davanti alla Commissione Lavori Pubblici del Senato, il presidente dell'autorità portuale Pino Musolino lo ha detto chiaramente: il Mose può uccidere il porto, migliaia di posti di lavoro. A Venezia, intanto, le sirene che annunciano l'innalzamento della marea saranno colonna sonora anche il giorno di Natale.